Ci hanno dato queste maschere che ovviamente spiegheranno anche a voi che poi vedrete cosa servono e niente, questa esperienza è stata molto utile per capire come aiutare certe persone e come soprattutto riuscire a capirle. Oggi abbiamo lavorato con questi ragazzi meravigliosi su tutto il tema delle dipendenze non solo dal gioco, ma dipendenze anche da droghe, alcol e anche da persone, abbiamo puntato anche su questo. Abbiamo cercato di affrontare il problema delle dipendenze però quasi giocando, abbiamo usato la maschera neutra, quindi tutto quello che è il principio del linguaggio del corpo prima che il linguaggio dell'espressione e soprattutto abbiamo fatto in modo che i ragazzi proiettassero su questa maschera, apparentemente senza espressione, senza volto, il proprio volto e il volto della persona che amano di più per cercare di capire come metterli in connessione, spiegando che la connessione è la prima arma per aiutare a combattere le dipendenze. Abbiamo fatto un'esperienza abbastanza complessa e ve la consiglio. Questo incontro è stato molto produttivo, bello, interessante. Ci ha aiutato a capire meglio come aiutare qualcuno con una dipendenza e ci ha anche aiutato a parlare un po' tra di noi. Abbiamo parlato di come capire una persona, di come riuscire ad aiutare delle persone afflitte anche da dipendenze e questo percorso è servito molto alla classe, è stato istruttivo e ci siamo divertiti, molto coinvolgente. Oggi abbiamo fatto un'esperienza molto bella e interessante, ve la consiglio e ciao. Ho partecipato e ho visto questa attività molto importante per i ragazzi perché li ha coinvolti e sono stati molto partecipi ed è stato molto importante poter parlare delle dipendenze e far capire che nel territorio ci sono dei servizi e c'è la possibilità di chiedere aiuto per le persone che hanno questo tipo di difficoltà. Buongiorno a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati a Cambio Gioco, la settimana per la prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico, un evento organizzato da UL6 Euganea di Padova in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM. Ringraziamo ancora una volta tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa settimana di lavori e i numerosi partner e media partner che ci aiutano a dare diffusione al nostro festival in tutta Italia. Ci troviamo a Padova all'interno del Barco Teatro, stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6. Come ormai certamente sapete, c'è un sito dedicato a questo festival, il sito è www.cambiogiocoul6.it. Da questo sito potete scaricare tutti i materiali promozionali, l'intero programma, ma soprattutto resteranno a vostra disposizione sul sito tutti i video delle dirette che abbiamo realizzato quest'anno e anche nelle 2 edizioni precedenti. Ringraziamo le moltissime persone che continuano a interagire con noi da tutta Italia, soprattutto a rilanciare le nostre dirette sui propri canali social. Grazie veramente per questo supporto, grazie anche a tutte le persone che continuano a mandarci commenti, richieste e domande per i nostri relatori.
Oggi in sala ci sono molti studenti e studentesse, quindi li ringraziamo vivamente di essere qui insieme ai loro insegnanti che li hanno accompagnati. Ci sono presenti qui al Barco Teatro la terza EIT dell'Istituto Newton Pertini di Campo San Piero, che sono anche gli stessi che avete visto nel video dell'esperienza in apertura della diretta. Poi c'è la classe terza A del Liceo Artistico Selvatico e chiedo a loro di farsi sentire con un applauso, così diamo il benvenuto. Ci sono anche delle classi in videocollegamento con noi, salutiamo quindi l'Istituto Superiore Giorgi Fermi di Treviso, in particolare le classi prima DIN e quarta GTR, e poi il Centro di Formazione Professionale Victory di Padova, quindi grazie anche agli insegnanti che offrono questa occasione di connessione con il nostro festival e i loro studenti in classe. Prima di addentrarci nell'incontro di questa mattina e presentarvi il nostro relatore, passo la parola per un saluto istituzionale alla dottoressa Barbara Battocchio, che è dirigente psicologo dell'U6 Euganea e componente del comitato scientifico del Festival Cambio Gioco. Benvenuta, dottoressa. Grazie. Naturalmente buongiorno a tutti, sia le persone presenti qui che le persone online. Con una stima abbiamo visto ieri sera che ci hanno guardato 4.575 persone. Quindi insomma questo continua a dare un senso alla fatica che facciamo, alla voglia che abbiamo di continuare a proporre, a promuovere come Dipartimento Dipendenze dell'azienda 6 Euganea questa iniziativa che appunto siamo alla terza edizione. Oggi iniziamo giovedì, la penultima giornata, un po' continuando a promuovere quello che vorrebbe continuare ad essere un'implementazione dell'humus culturale, perché abbiamo visto che le persone hanno ancora voglia di ascoltare e di conoscere. La conoscenza è quello che poi ci rende un po' più liberi di poter scegliere. Oggi il nostro ospite, che ringrazio di aver accettato l'invito, ci accompagnerà in altre riflessioni. Abbiamo visto che in queste giornate abbiamo visto persone, quindi competenze culturali diverse, che assieme ci aiutano a capire un po' chi siamo, come siamo fatti e come poter implementare la salute nella nostra vita. Chiudo, vi ringrazio e buon ascolto. Grazie mille, dottoressa Battocchio. E invitiamo sul palco per un saluto anche la dottoressa Michela Gatta, che è responsabile della neuropsichiatria infantile dell'azienda ospedaliera di Padova. Grazie dottoressa di essere qui con noi a Cambio Gioco. Buongiorno a tutti e a tutte anche da parte mia e grazie a voi per l'invito a questa giornata estremamente interessante sulle scelte, se siamo davvero liberi di scegliere. Ascolterò con estremo piacere e interesse. I saluti delle istituzioni che porto sono l'Università di Padova, dove insegno come docente neuropsichiatria infantile in vari corsi delle professioni sanitarie, e l'azienda ospedaliera di Padova, dove dirigo la neuropsichiatria infantile ospedaliera. La mia attività quotidiana è fatta quindi di incontri e relazioni con ragazzi e ragazze che hanno delle difficoltà in ambito di salute mentale, e devo dire che è un piacere invece oggi essere qui e vedere di fronte a me tanti ragazzi che hanno evidentemente e auspicabilmente una situazione di equilibrio e benessere migliore. Richiamiamo un po' da questo punto di vista mi viene in mente la definizione, no, di salute che dà l'OMS, che non è semplicemente l'assenza di malattia, ma uno stato globale di equilibrio psicologico, emotivo, fisico, spirituale. E credo che sia molto importante una giornata come questa, dove più in generale si parla di salute e benessere, e quindi vi auguro veramente di gustare di questa giornata, di quello che ci verrà detto, e attivare pensieri e riflessioni ed emozioni utili a delle scelte ben fatte che attivino delle buone progettualità nelle vostre vite. Grazie. Grazie a lei, dottoressa. Allora entriamo nel vivo di questa quarta mattinata. Come sapete, le mattinate sono rivolte ai ragazzi, in particolare agli studenti.
ma non solo a loro ovviamente, e quindi abbiamo dei relatori che abbiamo scelto proprio perché sono degli ottimi comunicatori con le nuove generazioni. Qui con noi questa mattina c'è Matteo Saudino, professore, attivista, youtuber, scrittore, insegna filosofia e storia al Liceo Gioberti di Torino e ha collaborato con l'Università di Torino. Nel suo canale YouTube, che ha oltre 46 milioni di visualizzazioni da parte di adulti e soprattutto ragazzi, usa la filosofia e la storia per ragionare sulla società, la politica, le istituzioni e l'istruzione. Tiene conferenze e seminari di filosofia in tutta Italia, si occupa di formazione per enti pubblici e privati. E quindi è qui con noi questa mattina per un incontro dal titolo Siamo davvero liberi di scegliere. Vi invitiamo ad accoglierlo con un altro applauso. Prima di lasciargli la parola per questo incontro in cui ci parlerà di scelte, di libero arbitrio e dell'utilità che può avere la filosofia per offrirci degli strumenti di capacità critica e di discernimento, ricordo a tutte le persone che ci seguono da casa che potete commentare le nostre dirette nei profili social, ma anche porre delle domande al nostro relatore, e per farlo potete utilizzare anche il numero WhatsApp che vedete comparire in sovraimpressione, che è 370-318-6802. Naturalmente saremo felici di avere anche le domande dal pubblico in sala e quindi invito i ragazzi e i loro insegnanti a rivolgere poi qualche quesito a Matteo Saudino, al quale lascio la parola, augurando a tutti buon incontro. Allora, io partirei, mi posso alzare, vero? L'inquadratura, sì, non romperò. Partirei da questa riflessione. La seconda dottoressa invitata sul palco, il filo rompo, ok, fin qua posso stare. La seconda dottoressa invitata sul palco poteva ovviamente fare i saluti da qui, poteva fare i saluti da qui, ma invece ha fatto i saluti da qui, perché la prima dottoressa ha presentato la mattinata fermandosi in questo posto. Dunque la seconda dottoressa, che adesso non mi ricordo i cognomi, era libera di scegliere? Teoricamente sì, oppure non era libera di scegliere, perché dove si era andata a fermare la prima dottoressa ha condizionato a tal punto la sua camminata, la sua scelta, che a quel punto si è talmente condizionata, forse libera scelta non è, che è andata a fermarsi qui. Questo è il tema di cui oggi parleremo. Gli esseri umani sono liberi di scegliere? Il libero arbitrio esiste? La filosofia se ne è occupata da sempre, si è occupato di questo tema da sempre. Oggi le neuroscienze, poi magari alla fine diremo qualcosa, hanno un approccio di altro tipo rispetto alla filosofia, ma le stesse neuroscienze sono partite però dalle considerazioni della filosofia. E potrei andare avanti con gli esempi. Io quando sono qua arrivato avevo qualche minuto di tempo e sono uscito e ahimè, non va fatto, però ho fumato un sigarillo. Sono libero di scegliere di fumare quel sigarillo, oppure il fatto che avessi quei 5-10 minuti di tempo immediatamente mi ha posizionato in quel gesto. Certo, possiamo parlare nicotina, tutta una serie di elementi chimici che ci inducono chiaramente a fare delle scelte o a subire delle decisioni che il nostro organismo compie per noi. Il mattino vado a scuola e sono in centro a Torino, il mio liceo è sotto la Mole Antonelliana, vicino al Museo del Cinema, e ci sono tanti bar. Io potrei scegliere, e i caffè di Torino sono anche abbastanza rinomati e questi caffè sono anche molto buoni, però io tutte le mattine prima di andare a scuola vado sempre nello stesso bar, e non è una questione di vicinanza, perché ce ne sarebbero degli altri vicino, e spesso quando devo andare a fare benzina non vado dove costa meno. Avrei la libertà di scelta di andare nel distributore dove la benzina costa meno, sarebbe una scelta economica razionale. Perché noi esseri umani che siamo, no? Logos, ragione, non facciamo sempre tutte le nostre scelte valutando in maniera logica e razionale tra tutte le possibilità? Perché appunto l'abitudine
l'abitudine, gli input esterni, gli input del nostro corpo ci condizionano a tal punto che noi in realtà siamo molto meno liberi di scegliere di quanto noi crediamo. Siamo andati a ballare, abbiamo bevuto un bicchiere, sappiamo che finisce lì. Eppure quel secondo bicchiere e qualcuno il terzo avrebbe la libertà di scegliere. Eppure il secondo bicchiere è figlio del primo e poi è arrivato anche il terzo, la nostra mano, stiamo parlando, ne vuoi uno? Sì! Ma prima di dire sì, abbiamo valutato tutto quello che ciò comporta, il fatto, se guidiamo lì dovremmo saperlo, è chiaro, però alcuni magari non fanno neanche la valutazione, figurati quelle più complicate, ma se prendo il terzo domani mi alzerò molto più tardi, avrò la testa intontita, la lingua pastosa, mi sveglierò alle 3 del pomeriggio, ma cavolo, ma lunedì o la verifica di letteratura latina o l'interrogazione di scienze, dunque ho poche ore per studiare se vado avanti a bere, ma tutti questi ragionamenti noi li facciamo prima di compiere delle scelte? No, questo è evidente. Da lì la grande discussione sul libero arbitrio, sulle libere scelte. E guardate, la filosofia, nel momento in cui comincia a parlare dell'essere umano, e noi parliamo di svolta antropologica a partire da Socrate e Platone. Platone è l'inventore della filosofia come noi ancora oggi la mettiamo in pratica, la mettiamo in scena, come noi la strutturiamo, perché prima di Platone, pensatori originali, geniali, Pitagora, Democrito, Parmede che inventa sicuramente non la logica, l'essere è, il non essere non è, prima di Platone la filosofia appunto è un'anteprima, la filosofia comincia a percorrere delle strade ma non è un sistema. Non ha neanche un linguaggio la filosofia. Molti filosofi, di cui infatti non abbiamo nessuno scritto, procedevano per immagini, per analogie, con versi poetici. Platone costruisce il linguaggio filosofico, i temi filosofici, ne dà la struttura, costruisce la disciplina. Nel momento in cui Platone e Socrate, che è una produzione comunque, platonica, perché Socrate non scrive nulla, lo sapete, ma è quello che scrive di più su Socrate è Platone, dunque noi conosciamo un Socrate platonico. Ebbene, i primi due filosofi cosa fanno? Mettono al centro l'uomo con questo tema, la virtù. L'essere umano è virtuoso quando è responsabile delle proprie scelte, quando sceglie il bene. La filosofia, ripeto, quella di prima è geniale, lo ribadisco perché è fondamentale, Taleta, Nassimene, grandi intuizioni, ma quando la filosofia diventa adulta, ed è una disciplina che diventa adulta mentre in giro per il mondo gli esseri umani, con tutte culture di degno rispetto, di degno chiaramente studio, ma non sono dentro un discorso logico-razionale fatto di dubbi, di concettualizzazioni. Bene, quando la filosofia nasce intorno a questo tema, il bene, il giusto. Perché Platone rimane in maniera irriducibile il filosofo che ha cercato di costruire una città giusta, in quanto l'Atene che ha perso le guerre del Peloponneso, che ha avuto il governo di 30 tiranni, che ha condannato il giusto tra i giusti e in un declino politico, etico, morale, ebbene Platone inizia a costruire il suo discorso filosofico intorno al tema dell'essere virtuosi. Per essere virtuosi però bisogna avere la libertà di scegliere di essere virtuosi. E dunque Platone deve scontrarsi con questo tema che è gigantesco e lo capisce subito, perché Platone, nel momento in cui parla dell'essere umano, ci parla di un'anima, il famoso mito della bigalata. Platone, che costruisce la filosofia attraverso un linguaggio, attraverso termini, attraverso concetti, però capisce ben prima di tanti altri, o forse lo capisce perché nel mondo greco ci sono le tragedie producono immagini, anche se Platone è un critico nei confronti delle tragedie, del teatro, perché pensa che mettano in scena poi delle passioni, delle pulsioni che travolgono lo spettatore, dunque un critico del teatro, un critico dell'arte Platone, proprio perché sdogana le passioni che Platone teme. Invece Aristotele dirà no, il teatro ci permette di affrontare le passioni,
e dunque poi di avere più possibilità di scelta quando le passioni ci travolgeranno. Invece Platone vuole quasi prevenire le passioni, dunque attenzione perché il teatro, la musica sdoganano in noi l'irrazionalità che ci conduce a fare delle cose che ci portano per piacere, ma noi non le scegliamo, ma ci facciamo trasportare, quello che poi Nietzsche, nei prossimi anni lo vedrete, chiamerà il dionisiaco, che è una forza che ci rapisce. Allora Platone, che conosce il potere della parola, che conosce il potere del concetto, però utilizza i miti perché sa che le immagini rimangono scolpite nella mente degli esseri umani. E allora produce, scrive tantissimi miti, quasi uno più bello dell'altro. Tra questi miti c'è il mito della biga alata, cioè la nostra anima è paragonata a questa biga, traina un carro, no? Quello della corsa, il carro dei romani, ma anche i greci l'avevano appunto, questo carro che è trainato da un cavallo nero e un cavallo bianco e tripartisce l'anima. Non è uno psicologo, non è uno psicanalista, però la tripartizione dell'anima platonica, la tripartizione dell'anima aristotelica, due tripartizioni diverse, non ci possono non far pensare che Freud, quando dovrà ipotizzare una struttura della mente, la fa tripartita. L'es, il polo pulsionale, il superio, il polo della censura, delle norme regolativo, e poi l'io, che è il risultato di questo anche scontro tra le nostre passioni e tra le norme e tra le regole tendenzialmente razionali. Dunque c'è il principio della logicità, ma in noi c'è anche il principio del desiderio. Freud. 2000 anni prima Platone e Aristotele sono dentro questo discorso, anzi lo fondano loro. E Platone ci dice: noi esseri umani siamo da un lato passione, perché il cavallo nero, e poi chiaramente Platone costruisce anche l'immaginario, perché il nero, che sia la passione, è per Platone più negativa, e il bianco, il cavallo bianco, coraggio, forza di volontà positivo, costruisce quell'immagine del nero e del bianco che è dentro la tradizione poi occidentale, le tenebre, il male, la luce, la risurrezione, il bene, la virtù. Il cavallo nero, però, Platone ce lo dice in tutti i modi, è fortissimo. E il cavallo nero che cos'è? È il godimento, è il piacere, è il futuro polo pulsionale e può essere quello che si prova l'eccitamento quando arrivo a giocare d'azzardo, a giocare ai cavalli, a giocare alla slot machine, andare al casinotto. Arriva una persona che ha vinto, ha perso magari 1 milione di euro, ma quella volta ne ha vinti 50.000 e vi racconta l'eccitamento per aver vinto quei 50.000 euro. Quella frase, quell'emozione che ci trasporta, che ha annullato il fatto, è talmente grande questo eccitamento, di aver perso in realtà 950.000 euro, vi racconta di aver vinto, è talmente goduto, è talmente eccitante che il vostro cavallo nero si nutre, cresce, diventa più forte, muscoloso e comincia a tirare. E in voi dice: ma sai che Fabrizio è andato a giocare, ha vinto 50.000 euro, ha vinto 50.000 ed è arrivato nella piazzetta qua a Padova e ci ha pagato da bere e ne ha parlato e tutti lo guardavano. E il vostro cavallo nero diventa potentissimo perché vede che l'altro ha goduto. E questo è l'elemento che Platone capisce bene. Il cavallo nero, le passioni, le pulsioni sono un godimento che nell'immediato ti danno un grande appagamento. Per quello bisogna allenare il cavallo bianco. Cavallo bianco che è la volontà, che è il coraggio, che è la dedizione, è difficile da alimentare, è difficile da allenare, proprio perché il polo pulsionale costantemente ci porta ad avere degli stimoli, costantemente ci sta attirando, perché se nell'immediato noi percepissimo che il gioco d'azzardo, che l'alcol, che il fumo, che le droghe, se nell'immediato fosse mettere sulla lingua, spero nessuno di voi prenda delle pasticche, ma se prendere una pasticca nell'immediato fosse mettere qua sulla lingua una cosa che è a 100 gradi di temperatura, 200 gradi, voi la buttereste via. È chiaro, il cavallo bianco non dovrebbe neanche intervenire a dirti: senti, non mettere quella pastiglia in bocca, perché una pastiglia in bocca che a 200 gradi voi la buttate fuori. Il problema è che quella pastiglia quando la metti in bocca ti dà un piacere. E il cavallo bianco, che deve andare contro il cavallo nero, deve ragionare nel lungo periodo.
che dopo il piacere immediato ci sarà l'abisso, il dolore, la dipendenza, la solitudine, lo star male, ma l'essere umano, e torno a dirvelo, Platone, genio assoluto, io sono un Platone addicted, team Platone sempre per sempre, Platone, genio assoluto, ce lo dice in tutti i modi che il cavallo nero è talmente forte che tira la nostra anima verso il basso. Forse Platone stesso, che noi consideriamo un filosofo anche dell'ottimismo, perché crede nella città giusta, crede a un certo punto che le leggi possono educare gli esseri umani, crede che il bello può salvare il mondo, va bene? Tema della bellezza che ci eleva, tema ripreso, no? Dostoevskij, pensate ancora ai suoi grandi romanzi, però forse ha un pessimismo di fondo, perché costruire tutta questa discussione sulla difficoltà di scegliere la virtù è perché ha compreso la forza di questo cavallo nero. E allora il cavallo bianco come lo alleni? Lui immagina una pedagogia, immagina l'istruzione, un grande pedagogo. Questo momento qua noi siamo cavallo bianco e magari qualcuno direbbe certo che sarebbe più bello essere qua fuori a fumare qualcosa anziché sentire Saudino, e se fossimo qua ad andare a ballare, e se fossimo invece ad andare con una macchina bella, potente ai 200 all'ora, perché il problema è che tutto quello che noi facciamo qua adesso, che è cavallo bianco sulla carta, poi dopo lo stesso Stato italiano ci fa la pubblicità perché ci dice che si può andare a giocare, perché lo Stato ci guadagna. Dunque lo Stato qua ci dice finanzio, appoggio questa bella iniziativa, Stato che è cavallo bianco, ma c'è anche un po' uno Stato che è cavallo nero, che dice ma se i miei cittadini giocano al lotto, win for life, tutto, io ci guadagno. Capite che il mondo è complesso? Perché venire qua a fare una lezione di viviamoci bene, raccontiamo il mondo paradisiaco, no, il mondo è complesso, la guerra in Ucraina è complessa, il mutamento climatico è complesso, le questioni dei migranti sono complessi, i dazi sono complessi, il tema del gioco d'azzardo è complesso, altrimenti le persone non giocherebbero e lo Stato sarebbe uno Stato, alla Robespierre o alla Savonarola, cioè educatore o a Calvino, okay, a Ginevra, che metterebbe tutti i divieti e ci imporrebbe dall'alto quello che è giusto, perché se il gioco d'azzardo è sbagliato va vietato. E invece ci dice no, io lascio a voi la libera scelta, maledetto, perché è bello, io preferisco così, però quella libera scelta è talmente difficile da portare avanti che richiede sforzo, che richiede veramente impegno, perché il mondo del gioco si presenta vincente, persone appunto che raccontano i loro successi, raccontano che è eccitante, e negli anni noi abbiamo avuto personaggi icone, non il professor Saudino che sei un'icona piccola, 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 ma se Totti e Buffon fanno pubblicità sul gioco online, avranno più forza delle vostre insegnanti, del signore dell'ULSS 6 che verrà, dottoressa, a spiegarvi le dipendenze, perché Totti e Buffon sono potenti perché? Perché hanno tanti soldi, perché sono dei campioni, e prendiamo due campioni totali, probabilmente il più grande giocatore non di porta degli ultimi 30 anni italiano che è Totti, e il portiere più forte del mondo, Buffon, cioè due icone con ovviamente annessi e connessi, le feste, le belle donne, cioè, dei vincenti in tutto, che due sfigati che sono, che ti dicono che giocano online e che facendo quello si divertono. Tu ne vuoi fare di convegni per spiegare che è molto pericoloso, perché quel potenziamento del cavallo nero portato avanti da quelle aziende del gioco attraverso quelle immagini pubbliche è fortissimo, e tutta l'iconografia che c'è intorno a Las Vegas, e quanti film intorno a Las Vegas dove c'è poi sesso, amore, droga, avventure, nell'immaginario, poi chi ci va è spesso deluso. Ma noi siamo sempre la provincia dell'impero che guarda Las Vegas, vede film ambientati e non sta vedendo, non so, i gulag o la gente qua in trincea in prima guerra mondiale. Vedi Las Vegas e dirà wow, che mondo di luci, di paillette, di divertimento, vorrei andare. Questa è la grande difficoltà, che quello di cui parliamo nell'immediato produce divertimento, piacere.
Chiaro? Se io mi siedo su questa sedia ci sono degli aghi appuntiti, mi alzo subito, ma se questa sedia comincia a essere una sedia che vibra un po' e mi coccola e mi abbraccio, io mi lascio andare, poi magari questa sedia si apre, finisco nell'abisso e non mi alzerò più, ma inizialmente mi ha accolto. E tutti coloro che propongono forme di dipendenza partono dal piacere, si stimolano. 2 filosofi avevano capito tutto, non che Platone non l'avesse capito, Platone l'ha capito, ma poi esalta alla massima potenza la vita secondo ragione. Perché poi il mito ha che la biga, okay, e le redini sono la ragione. Dunque la ragione alimenta, stimola il cavallo bianco ad andare verso l'alto e dovrà frustare il cavallo nero, okay, a non andare verso il basso. E dunque attraverso, ripeto, l'educazione, lo studio, che voleva dire tanto, vuol dire la grammatica, il canto, il gioco, la matematica, la filosofia, noi percependo che cos'è il bello, noi a un certo punto abbandoneremo il cavallo nero, perché è una bellezza immediata che poi ti porterà un po' come Dorian Gray ad invecchiare poi in realtà. È un'illusione il cavallo nero, però un'illusione che ti dà godimento e voi siete in un mondo in cui avete trasmissioni televisive, avete programmi che esaltano il godimento immediato senza riflettere su quelle che saranno le conseguenze. Appena tu ne parli sei già subito un mezzo prete, un sacerdote, un pedagogo noioso, un maestro che lasciami vivere, che voglio godere. Questo è il grande problema. Platone lo ha capito, ma ha avuto una fiducia esagerata nella razionalità. I cristiani ne hanno di meno. Agostino d'Ippona, un gigante, nelle Confessioni, più volte racconta come la tentazione, chiamate tentazione, chiamiamo il manicomio, e la tentazione, ci sarebbe il cavallo nero, le passioni, le pulsioni, è chiaro? Sono molto forti in noi. E lui cosa fa? E comincia a costruire un mondo dove certamente la fede è intrisa di ragione, ma poi il cristianesimo ci mette i divieti. Perché metti i divieti su tutte le cose che tendenzialmente sono piacevoli? Perché il cristianesimo ha capito che c'è questa propensione dell'essere umano, ovviamente, a questa dimensione di godimento anche molto rapido e molto veloce. E qua dice, ripeto, lo farete, lo criticherà, perché dice, ma il cristianesimo è antivitale, perché ci dice che il dionisiaco, il godimento vanno limitati, addirittura vanno annullati. Ma Nietzsche lo sa che forse va fatto perché la maggior parte degli esseri umani non sa dominare il godimento. La maggior parte degli esseri umani non sa dominare il piacere. Quando il piacere estremo entra nella tua vita, è chiaro, gente che vuole cercare di eccitarsi e finisce per camminare sui binari al buio. Ovvio che quando uno accade dice, ma guarda che quei cretini. E il problema è che quel cretino magari ti accorgi che è il tuo compagno di banco, che in una determinata condizione di noia si sta sovreccitando, in questo caso non giocando d'azzardo, non bevendo 7 gin tonic, ma si sta sovreccitando facendo una cosa che è adrenalina. E dunque qualunque discorso che voi fate intorno al cambio gioco deve essere senza ipocrisia. Bisogna partire dal fatto che l'essere umano ha una dimensione di ricerca del piacere, di godimento, di adrenalina molto forte. Non basta dire a un ragazzo o a una persona che ha delle dipendenze no, quello è brutto, no, quella roba lì mi sta piacendo, altrimenti non lo farebbe. I cristiani ci aggiungono un carico potente che è un altro mondo, una punizione, i divieti, i comandamenti, i 7 vizi capitali. Perché tutto questo viene costruito? Perché quel cavallo nero è potentissimo. E quel cavallo nero è talmente potente che mi verrebbe da dire che tutte le volte che c'è un piacere, noi, questo bicchiere, perché è libero di stare su? No, perché è sottoposto alle leggi di Newton, ecco abbiamo il liceo Newton Pertini. Io posso stare qua, vi tengo in ostaggio, ok, tutta la giornata e questo accadrà sempre, perché lui è sottoposto alle leggi della meccanica, della fisica galileiana e newtoniana e non può uscire da questa dinamica, accadrà sempre. Vale così per noi di fronte all'alcol, al gioco d'azzardo, di fronte alle droghe, va bene, o alcuni di fronte all'eccitamento, alla violenza. Alcune persone si eccitano con la violenza e mi spiace dirlo, questo è il problema grande, non sono liberi di scegliere. Perché? Perché è talmente l'abitudine e soprattutto la gratificazione immediata che alcune persone da sole
Da sole non escono da quei condizionamenti. Serve qualcuno e serve chiedere aiuto. Chi sono i due filosofi? Il primo, Thomas Hobbes, perché nel 600 c'è un'altra iniezione, quasi una droga di razionalità, che è Cartesio. Cartesio, cogito ergo sum, siamo sostanze pensanti, il trionfo della ragione. Cartesio ha capito che il nostro corpo, una delle sue ultime opere si intitola Le passioni dell'anima, e dice il nostro corpo è il primo, quasi biologo meccanico, il nostro corpo è come una macchina. Okay? Il nostro cuore pompa il sangue al cervello e nel sangue ci sono degli spiriti vitali, sarebbero il sistema neurologico, lui non lo conosce ancora, degli spiriti vitali che vengono pompati al cervello e il cervello dunque fa sì che molte azioni in realtà noi non le decidiamo ma le subiamo. Come mai? Ridiamo, decidiamo di ridere, rido, si vede che sto recitando, sbadiglio, si vede che è finto. Ci sono delle cose che lo cervello comanda, lo sbadiglio, il ridere, va bene, senza che noi lo decidiamo. Sono le passioni, è chiaro? E le passioni però hanno una spiegazione neurologica, noi oggi diremmo, lui la chiama spiriti vitali. Cioè il nostro cuore, di fronte a alcune cose che accadono, comincia a pompare il sangue, questo sangue arriva al cervello e noi facciamo delle cose senza averle decise. Ma noi col buon uso della ragione dobbiamo distinguere ciò che ci provoca gioia e ciò che ci provoca tristezza. E l'essere umano razionale va verso ciò che produce gioia, odia ciò che invece ci dà tristezza. Non è così semplice. Ancora una volta un ottimista della razionalità che ragiona in questo modo, calcoli costi e benefici nel medio-lungo periodo, ma l'essere umano non fa calcoli di medio-lungo periodo su costi e benefici scegliendo i vantaggi in maniera così facile, perché è immerso nel godimento. Arriva Hobbes, materialista, corporeista, cioè la filosofia si occupa di corpi, la politica studia i corpi politici, la fisica i corpi naturali, l'astrofisica i corpi celesti, e arriva a parlare di essere umano, e arriva a parlare di etica e di scelte, e lui è un determinista ed è un grande. Hobbes, che ha poi influenzato tutte, anche poi in futuro, le scienze empiriche, ovviamente di matrice anglosassone, di cui poi le neuroscienze sono nipoti. Secondo Hobbes, noi siamo talmente condizionati a tutto ciò che accade esternamente, va bene, che noi scegliamo in base a ciò che ci dà piacere in quel momento. Allora, io soffro di gastrite. So benissimo che questa serata con i miei amici in pizzeria e poi bere birre mi farà star male la notte, allora non vado lo stesso. Ma scusami, pronto? La mamma, perché stai bevendo la birra? Sai che stanotte andrà a dirmi tutto il... Perché il piacere di passare una serata con gli amici ha avuto nettamente la prevalenza sull'altro tipo di scelta. Noi scegliamo in base a quelli che sono gli impulsi di godimento del nostro corpo. Quando io capirò invece che sono andato a mangiare la pizza, ho bevuto birra e sto talmente male, ma sto talmente male, lì potrebbe capitare che la prossima volta io faccio questo calcolo, vado, sto troppo male, non lo faccio più. Dunque le scelte che noi facciamo sono condizionate dagli impulsi esterni su di noi, va bene, a tal punto che il libero arbitrio, secondo Hobbes, è un'illusione. Noi scegliamo in base a un incontro corporale, emozionale, di sensibilità. È chiaro? E dunque c'è anche la relatività, perché ciò che produce piacere a me non produce piacere a lui, quello che produce piacere a lei non lo produce a lei, e dunque a un certo punto, dice Hobbes, non esiste neanche più il bene e il male. Lo so che è una cosa terribile, detta così, perché noi siamo una società comunque di matrice cattolica, l'Italia, la cultura, dove il bene e il male sono distinti in maniera netta, ma anche il mondo greco e il mondo romano c'è il bene e c'è il male, e Hobbes invece apre veramente il vaso di Pandora e dice: quello che è bene per me non è detto che sia bene per un altro. Banalmente non è bene per te il gioco d'azzardo, ma quelli che aprono le attività di gioco d'azzardo, per loro il vostro star male, essere dipendenti, giocarvi la casa al futuro
e la loro forza, la loro ricchezza. Intorno al tavolo, ecco qua c'è un proprietario del gioco d'azzardo che poi ha fatto la pubblicità, gioca con responsabilità, di cosa stiamo parlando? Ipocrisia. Ci mettiamo qua al tavolo, io che sono un ragazzo che è dipendente, la madre, il padre e lui. Abbiamo la stessa dimensione valoriale, sì, nel mondo delle idee, nel mondo dei concetti, il bene, la solidarietà. Chi è che a livello teorico, ok, quasi anche Hitler, Stalin, Putin o Trump, a livello teorico possiamo dire la famiglia è un bene, la salute, la vita, poi nelle loro scelte quotidiane non è proprio così. Dunque a livello teorico vi direbbero tutti che anche quello che vende, no, gioco d'azzardo ti direbbe no, crescere libero contro l'educazione, non bisogna indebitarsi, le dipendenze fanno male. Ma poi c'è la realtà pratica, i nostri corpi, e io sono in una dipendenza e lui mi alimenta la dipendenza. E questa è una questione su cui dovete veramente riflettere, che è ancora diversa che la dipendenza di quello che è lo spaccino, il quale ovvio che era libero di scegliere, però io non so quanti di voi fossero in Colombia, quanti di voi coltiverebbero patate anziché cocaina, quanti di voi coltiverebbero patate magari a 3 euro l'ora e non coltiverebbero magari cocaina a 100 euro l'ora. Perché qua teoricamente intorno a un tavolo ci diciamo no, ovviamente, perché la cocaina fa male. Adesso, a parte il presidente della Colombia che in un'intervista di un paio di mesi fa l'ha sparata grossissima, cioè la Colombia la cocaina la volete vietare perché la possediamo noi, però voi la comprate. A parte alcuni personaggi strani che stanno popolando la politica, che sembra di vivere veramente una distopia, però prima di dire ero libero di scegliere, non lo so. Se qualcuno di voi ha visto Gomorra, qui Saviano lo racconta molto bene, lo ha letto, lo racconta. Ovvio che sulla carta tutti possono andare a fare i meccanici in una officina a 600 euro al mese, ma quando il proprietario dell'officina ti dice, senti, tu fai l'officina, lavori in un'officina a 600 euro al mese, però poi dopo vai nella piazzetta, mi porti la droga e guadagni 2000 euro al mese, non so, quel ragazzo che non sta facendo il liceo Newton Pertini, che non sta immaginandosi domani di fare l'ingegnere, il medico o quali sono i vostri sogni, dice no, io sono libero di scegliere, sto qua 600 euro al mese a lavorare alla carrozzeria. Devi avere un livello etico, morale, devi avere un cavallo bianco che non c'è nella maggior parte degli esseri umani. Perché altrimenti, ripeto, è la fiera dell'ipocrisia. Quel tipo di forza socratica, ok? E appunto perché Socrate è una produzione di Platone che va incontro all'amore. Io lo adoro, sono Socrate tutta la vita, ho fatto filosofia perché Socrate fu il grande amore, però Socrate è un modello, vado incontro alla morte fiero, muoio per le mie idee, dico sempre la verità, passo il tempo a educare i giovani, è un modello, le persone nella vita reale sono travolte invece da queste passioni. Spinoza aggiunge ancora qualcosa e dice noi siamo pensiero e estensione, siamo dunque pensiero e corpo, tutto l'universo è un intriso, è un'unità pensiero e estensione e il nostro essere poi specifico, pensiero e estensione, Matteo Saudino, fa sì che noi andiamo verso tutto ciò che ci fa star bene e evitiamo tutto ciò che ci fa star male, ma anche qua ciò che fa star bene una persona non è ciò che fa star bene un'altra. Dunque non c'è via di uscita? Sì, una via di uscita c'è e dobbiamo però uscire da questo discorso di meccanicismo newtoniano galileiano, dobbiamo uscire da una dimensione di forza di gravità che guida anche le nostre emozioni. Io ricordo sempre come Trichet, capo della Banca Mondiale, va bene, o europea, adesso non mi ricordo, gli chiedo scusa, a un certo punto cade, vittima di una cosa che noi da casa abbiamo detto, ma dai che sciocco. Entra nel suo albergo una donna delle pulizie, va bene, lui è in stanza, e era un inganno, gli tirano un complottino, una bella ragazza caraibica, entra in stanza per mettere a posto la sua stanza con lui presente, lei comincia a muoversi eccetera eccetera, lei lo vuole ingannare e lui ci casca, commette poi delle cose che sono al limite dell'abuso e noi a casa commettiamo, diciamo, ma tu
Sei il capo della Banca Mondiale, ok? E potrai anche in certe condizioni che sceglierai tu, con i soldi che hai, avere chissà quanti momenti di godimento. Ma non ti è venuto in mente che sei un albergo e magari ci sono delle telecamere e non sei riuscito a contenere quel tuo piacere, ti sei fatto fregare? Sì! Perché se tu sei il capo della Banca Mondiale, ma in quel momento e arriva il godimento, l'eros, la passione, la pulsione che ti travolge, tu devi avere un livello di forza di volontà, un livello di capacità di discernimento che non è umano. Lui era esattamente questo bicchiere che è caduto così perché era troppo il polo pulsionale. Allora qual è, vi dicevo, la soluzione? La soluzione c'è, perché altrimenti se è così, Dio ci sta dicendo che tutto è deterministico, non c'è libertà di scelta, dunque non c'è per il rapinatore, per lo stupratore, per il giocatore d'azzardo, per quello che sceglie la cocaina, l'eroina, siamo tutti in preda a condizionamenti talmente esterni che non siamo altro che vittime. Vorremmo scappare al destino, ma anche noi, come Edipo, alla fine troveremo nostro padre, non lo riconosciamo, lo uccidiamo, ok? Lungo la strada, perché tanto al destino non si può fuggire, tutto è già scritto. No. Ma dovete inserire un'altra variabile e questa variabile si chiama responsabilità, che è proprio una variabile complessa, cioè noi dobbiamo renderci conto che abbiamo una dimensione biologica, naturale, anche poi a un certo punto cerebrale, neurologica, che è molto molto rigida, che ci condiziona molto molto, ma al contempo abbiamo lo spazio che Kant, il gigante, chiama la legge morale. La legge morale è il senso di responsabilità che noi abbiamo di fronte a noi stessi e di fronte agli altri. Ed è una via, ripeto, non sono venuto qua infatti a raccontare delle cose facili, è una via stretta, perché il pomeriggio quando tu il giorno dopo hai una verifica e ti chiamano i tuoi amici per fare qualcosa, che può essere giocare online a un gioco, può essere trovarsi sotto il parchetto, quello è molto forte, è molto più forte che stare quelle ore sui libri, è chiaro? Dunque il pertugio è molto piccolo, è una via molto stretta che si chiama responsabilità verso te stesso, verso gli altri, i tuoi genitori, i tuoi compagni, i tuoi insegnanti, che deve portarti a dire che lo spazio per il godimento c'è, ma lo spazio per il godimento non deve annullare il rispetto che ho io nei miei confronti e il rispetto che io ho nei confronti degli altri. Quella possibilità c'è, piccola. Kant, penso, gli adulti lo sanno, voi non l'avete ancora fatto, è un pessimista antropologico. Lui sa che una pianta tendenzialmente crescerebbe tutta storta. Crescere storta può anche essere un elemento di libertà, ovviamente, però se noi vogliamo dare una direzione alla pianta, la dobbiamo ovviamente in parte educare. Ma la più forte educazione che abbiamo è la nostra, quando noi comprendiamo di essere liberi, dice Kant. La libertà non è certificata. Noi non sappiamo se ontologicamente siamo liberi, perché la libertà è talmente indimostrabile, perché nell'universo, dice Kant, tutto potrebbe già essere determinato, come tutto potrebbe essere libero. Ma noi dobbiamo vivere, o almeno immaginare di vivere, come essere liberi. Dunque mettere la libertà come postulato, un po' di matematica, della nostra esistenza. La libertà è un postulato che si scontra contro il determinismo, tutti i condizionamenti. Allora, tornando alla domanda di prima, io potevo non fumare quel sigaro? Sì. È il momento in cui la voglia, il piacere, l'abitudine, 5 minuti di pausa, la mano è andata lì, un po' di pausa, la mano andava lì. Ma mentre la mano va lì, io devo ricordare, ed è difficile però, la dimensione della libertà e dire no. Perché? Perché ne fumo in meno oggi. Perché sono responsabile, arrivano degli ragazzi, dai, posso anche non farmi vedere fumare. È chiaro? Questa cosa qua era nella mia possibilità, così come la dottoressa era nella sua possibilità. Mentre saliva diceva, io dove vado a parlare? Io mi metto qua.
qua perché io sono una donna che ama stare, ad esempio, sciocco, sto qua, non vado dove sono andati gli altri. Lo stesso dicasi per voi, quando qualcuno vi dirà ho vinto, guarda che questa sostanza è un godimento, un piacere, provala, allora lì c'è lo spazio, ripeto, stretto, perché è un vostro amico e dunque c'è un rapporto forte. Vi ha detto che è molto bello, che è piacevole, è un godimento, ok? È molto stretta la via, c'è quel margine per dire, eccolo qua, non cade. La natura non può rompere le leggi della fisica, della biologia, così vale per noi. Non c'è qualcuno, a un certo punto ad alcune persone diagnosticano una leucemia. Perché? Non c'è spiegazione. La genetica, voi lì non potevate intervenire, ma sul gioco d'azzardo, sul bere alcol, sull'andare ai 200 all'ora, lì il margine c'è e c'è il margine per dire wow che figo lui va, no non è un figo, perché ai 200 all'ora rischiamo di morire, scendo, io non vengo, ma dovete scontrarvi sul fatto che c'è il mito della velocità, che il ragazzo o la ragazza che guida quell'auto veloce è un figo perché c'è l'auto veloce, dovete scontrarvi contro degli elementi che vi stanno determinando quasi un comportamento, ma per quanto sia forte questa determinazione, e lo ripeto, e Spinoza, Hobbes in questo hanno molto ragione, è molto forte, ma c'è un margine. Quel margine si chiama la responsabilità. Oggi i Platone, i Cartesio, la religione cristiana, quella islamica, per quanto a volte ritornano dicendo fallo perché altrimenti andrai all'inferno, perché sei punito, perché bla 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 bla, sono troppo deboli, mi verrebbe dire anche per fortuna, però se non c'è più quel condizionamento forte, perché non devo farlo? Perché è così. Perché non devo farlo? Perché altrimenti vai fuori casa. Perché non devo... Se quel mondo lì di divieti, di coercizione, che volevano anche salvare gli esseri umani, che non c'è più o è molto debole, l'altra strada si chiama solo l'età della responsabilità, che è bella perché vuol dire che ti prendi il pezzo di libertà, sapendo che la libertà ha un costo, sapendo che la libertà è faticosa, altrimenti verrebbe concessa. La libertà, se fosse una cosa così facile da maneggiare, sarebbe profondamente diffusa nel mondo. La libertà non è così diffusa, non è così concessa, non è così praticata perché è pesante. Ci sono fior di filosofi, da Etienne de la Boissy nel Cinquecento che parla di servitù volontaria. I popoli preferiscono essere servi che essere liberi perché almeno non devono pensare a quello che devono fare perché altri decidono per lui. Addirittura Fromm nel 1941, psicanalista sociale, scrive per spiegare il successo del fascismo e del nazismo: i popoli, fuga dalla libertà, hanno talmente libertà che perché stava aumentando negli anni 20 e 30, la Germania degli anni 30, Repubblica di Weimar, ci sono delle libertà che i tedeschi non hanno mai avuto, di voto, di associazione, di teatro, di cinema. Ma com'è possibile che, ripeto, sono i 10 anni nella storia tedesca con maggiore libertà e quei 10 anni con maggiore libertà dove il popolo va a scuola, vi ripeto, dove la gente va allo stadio, dove si riempiono i cinema, dove c'è una legge che dice che sono tutti uguali uomini e donne, terminano consegnando il paese a una persona che dice vi tolgo la libertà, vi mando alla guerra, e questo prende milioni di voti. Perché? Perché la libertà fa talmente paura che alcune persone fuggono da essa. Allora, per evitare tutto ciò, voi dovete ogni giorno fare una piccola pratica di libertà. Ogni giorno prendetevi 5 minuti, 10 minuti, 20, in cui fate una cosa che volete veramente voi, di cui siete pienamente responsabili, fosse anche alzare la mano in classe e dire una cosa, non perché come stai? Bene, io non so voi, ma quando mi chiedo come stai io bene, ma non ci penso neanche, rispondo bene perché forse non voglio iniziare una discussione, perché ho poco tempo. Dunque già le frasi che diciamo a volte non hanno dietro la libertà. Voi prendetevi ogni giorno uno spazio di libertà e vedrete che giorno dopo giorno la vostra vita sarà più libera.
Grazie. Grazie Matteo Saudino. Abbiamo moltissimi spunti che arrivano dalle persone che ci stanno seguendo, sono commenti entusiastici, ma ci sono anche delle domande. Adesso ti lasciamo prendere un po' il fiato. Sì. Nel frattempo... Era il mio corpo che chiedeva, qua l'elemento deterministico c'era. Certamente. Allora... Ma se avessi fatto lo sciopero della sete, imponevo, no? Perché la libertà c'è sempre alla fine. Allora, riportiamo il buongiorno dalla seconda C della scuola secondaria di Busto Arsizio e ringraziamo gli insegnanti che hanno anche il desiderio, oltre che di far partecipare i ragazzi, di comunicare con noi. Ci sono molte persone che stanno commentando questo tuo intervento e quindi salutiamo tutti quelli che ci seguono online e anche li ringraziamo perché fa piacere avere anche i vostri feedback. Per esempio Francesca dice: vi seguo dalla prima edizione, sono grata al lavoro che state svolgendo, grazie infinitamente. E poi Rosella: personalmente non finirò mai di ringraziare l'UL6 che in questi anni mi ha fatto sentire meno sola. Quindi no, veramente un apprezzamento anche dal punto di vista umano da parte di questa persona. Poi ci sono delle domande, per esempio Manuel chiede al professor Saudino: ma cosa deve fare la comunità educante per aiutare a scegliere, per aiutare a coltivare il senso di responsabilità? Ma allora, questa è una domanda molto molto complessa, richiede tantissimo tempo. Io, proprio per favorire poi anche il dibattito qui in sala, provo a dare proprio delle risposte più veloci, più flash, e per me è molto complesso. Per questo vado poche volte in televisione, perché so di avere un limite, che mi serve tanto tempo per poter argomentare e ragionare, e la TV ad esempio ha quella regola che ti condiziona, che è la battuta, e la battuta la sanno fare altri, io ad esempio non sono capace a farla. La comunità educante cosa deve fare? Deve creare gli spazi di responsabilità. Io in questo sono abbastanza convinto che Socrate e Rousseau, come padri della pedagogia, abbiano intravisto la strada giusta. Socrate, poi sintetizzato, no? Gli studenti non sono dei contenitori da riempire, cioè il vero insegnante non trasmette nozioni, in realtà non trasmette solo nozioni, perché le regole della grammatica italiana e inglese, perché le regole della chimica, i teoremi vanno insegnati, però l'apprendimento si sedimenta quando gli studenti hanno il loro spazio per poter studiare, sperimentare, ripetere, confrontarsi. Tutto il resto è un contenitore, e anch'io purtroppo molte volte faccio così a scuola, perché la scuola è un ambiente che ti dà pochi spazi. Arrivano i ragazzi, ti ripetono la lezione, ti dicono quello che hanno appreso, che però dopo una settimana, 2, 15 giorni veramente svanisce. È chiaro? Perché la scuola ha solo dei contenuti, che ci deve essere, non perdiamo la scuola dei contenuti perché altrimenti tutto evapora, però il contenuto si sedimenta se i ragazzi hanno uno spazio di rielaborazione, e nella nostra scuola è troppo carente questo spazio. Secondo, alla Rousseau, no? Emilio, un ragazzo istruito fuori dalla città, tentativo di avere non condizionamenti, se non quelli minimi. È impossibile, una società di massa. Rousseau ha un precettore privato con un ragazzo, dunque non è una condizione ripetibile una società tecnologica e industriale di massa. Ma cosa possiamo fare? Possiamo, in un monte orario molto grande che abbiamo a scuola, in cui i ragazzi stanno 201 giorni a scuola, l'Italia è con la Danimarca il paese che ha più giorni di scuola, solo che poi concentrando le vacanze d'estate c'è la nomea che quante vacanze. No, in Italia si va a scuola più che in tutti gli altri paesi d'Europa. Alcuni di questi giorni devono anche essere lasciati affinché i ragazzi portino avanti dei loro progetti di cui sono responsabili. Vuol dire che stanno aumentando gli insegnanti che fanno questo, che il 15 di aprile consegnerai questo, però a dicembre mi hai fatto vedere come procede il lavoro, e il lavoro finale ne sei tu il responsabile. Altrimenti, se la scuola è solo, qua c'è l'interrogazione, qua c'è la verifica, posso andare in bagno, posso andare in aula computer? Mai, perché in Italia ci deve essere sempre qualcuno. Non è così in tutte le parti del mondo, ci sono scuole in Olanda, in Finlandia, magari in altri contesti, dove i ragazzi prendono la chiave, un sedicenne va già in un'aula informatica e lavora senza che ci sia il controllore. Ma noi partiamo dall'idea che magari è giusto che il ragazzo lasciato lì navigherebbe, non so, gioco d'azzardo, siti porno, spaccherebbe tutto, se lo porterebbe via. Dunque da noi non c'è mai l'autonomia.
ma il mio invito è proprio se non gliela concediamo. Guarda, faccio come Bruno Vespa, ma faccio uno spot del mio prossimo libro che esce a fine aprile. A fine aprile è un libro che parlo di fragilità, arrivo a parlare del registro elettronico. Io ne sono profondamente un nemico del registro elettronico, che è ovvio che ha facilitato la vita degli insegnanti, va bene, ma ha diminuito il senso di responsabilità degli studenti, i quali comunque ti comunicano il voto, papà e mamma, perché sanno che comunque lo vedrebbero. E cosa succede? E succede che ad esempio una pratica che è formativa, decidere se tagliare o non tagliare, è un momento etico di responsabilità. Hai deciso di tagliare perché vai con la tua fidanzata o tuo fidanzato in Camporella ed è giusto che ti dico è sbagliato. Non lo puoi più fare perché ci è segnalata l'assenza. Non vai a scuola perché non hai studiato? Ti assumi la tua responsabilità. Hai tagliato? Perfetto. E invece cosa accade? Accade questo. Mamma, papà, domani c'è la verifica. Non sono molto preparato, prenderei 3, 4. Mamma, posso stare a casa? Sì, ma diventano adulti se concertano con i genitori non andare a scuola perché non sono preparati. Non è un percorso di autonomia, non è un percorso di crescita, perché non l'hai scelto tu responsabilmente, non hai studiato e le scelte sono due. O vai o prendi 4 o hai tagliato e hai tagliato. Non che io, genitore, ti prendo ancora una volta sotto braccio, dico no, hai ragione, vai quando sarai preparato. Perché questo non ti prepara per la vita. Non ti prepara, perché il tempo della... Oh, non parliamo, ragazzi, triennio di un liceo di studio tecnico professionale, parliamo di persone che hanno 16-18 anni, tra poco, spero di no, vi manderanno in guerra, a 18 anni potrete, per prepararvi la guerra, decidere se andare a un'interrogazione oppure no, Scusate il pessimismo, ma porca miseria. Grazie, mi sono scaldato. Tagliare è la versione torinese del nostro bruciare. Ah sì, tagliare vuol dire non andare a scuola. Bigiare, fare sega a scuola. Marinare, bruciare. Okay, marinare la scuola, sì. Le declinazioni regionali. Ma allora senti, ci sono ancora delle domande anche molto interessanti, perché oltre che insegnante, tu Matteo Saudino sei anche youtuber, quindi sei un divulgatore che usa la tecnologia e utilizza questi social per diffondere informazioni e riflessioni. Ma cosa pensi della dipendenza dai social? Cioè, perché anche lì c'è un po' l'inganno, gioca responsabilmente, bevi responsabilmente, usa responsabilmente i social. Cioè... No, i social sono dipendenza, appunto. Tutti gli studi ne parlano. I social, in modo particolare quelli compulsivi, ritmati come TikTok, creano una dipendenza perché tu ti nutri di immagini, di balletti, di musica che comunque fanno stordimento, ti stordiscono e tu dipendi. E tutti gli studi ci dicono che il deficit di attenzione è figlio di tante cose, in primis dei social. Punto. Talmente i social oggi sono impattanti che i nostri ragazzi, ma anche io metto le norme, non c'è nel più né nel meno, non vuole essere un giudizio moralistico, anche se la morale è importante. Oggi loro guardano una serie TV non come la guardavano i ragazzi 15 anni fa. Perché i ragazzi, che ancora oggi ne guardate tante, 15 anni fa veniva guardata, ma non essendoci dei social di quel tipo di ritmo, perché Facebook è un post che sta lì fermo e tu devi leggere e commentare, e Facebook che dà l'opportunità di reel o di video non sta decollando. Facebook rimane un posto per gli over 40 dove sei lì a discutere di Conte, della Schlein, di Putin, del film che è brutto, è andato agli Oscar un altro, discussioni, ma il nuovo Dylan Dog, preferivo il disegnatore di prima. C'è un posto di persone che vanno lì e discutono all'infinito. Aver messo i balletti o meno non è stato, i balletti, cioè i reel, le storie, non ha mutato Facebook.
E dunque quando c'era solo Facebook c'era un social molto molto lento e dunque quel tipo di approccio ai social faceva sì che quando tu guardavi una serie TV non prendevi il telefono costantemente per andare a vedere cosa c'era su Facebook, perché quando prendevi Facebook andavi, leggevi, scrivevi, postavi. Ora, quando voi guardate una serie TV, la guardate, e purtroppo spesso anche quando fate i compiti, con il telefono vicino. Ma il telefono vicino, TikTok in modo particolare, vuol dire che ogni tanto, cioè quasi sempre, a parte c'è un rumorino, andate a guardare e cominciate a guardare una cosa. Avendone visto una, ne guardate un'altra e va via un quarto d'ora, 20 minuti. Molti di voi non lo fate ovviamente, avete 7-8 ore di telefono online al giorno. Ce l'avete, avete 7-8 ore. Pensate cosa vuol dire. Qualcosa sarà Spotify quando a scuola, qualcosa sarà però 7-8 ore di online al giorno è spaventoso, perché è grandissimo, perché è tantissimo il tempo che dedicate. E anche lì non è pessimismo, nella maggior parte dei casi non c'è la libera scelta, ma c'è un condizionamento talmente grande che voi in maniera compulsiva consumate. D'altronde il balletto attrae, e qui non apro la questione corpo, perché la grande idea che hanno avuto i padroni dei social, perché sono dei luoghi pubblici con un padrone privato, non sono Piazza del Prato, che è del pubblico anche vostra, la di Circuito Torino, di Padova, e ci sono chiaramente delle regole. Là invece le regole le fanno i padroni. Allora è arrivato Musk e rimette Trump, magari un domani lo ritoglie. Ma scusate perché? Perché è sua. Poi la politica potrebbe arrivare a dire Musk fai questo e quest'altro, per quello lui è andato anche in politica, perché chiaramente almeno hai un appoggio. Queste cose qua le dovete sapere che avete 16-17 anni, la libertà nella rete, non c'è la libertà nella rete, ok? Ce n'è poca e la maggior parte della libertà è condizionata. Voi non vi mettete brutti. Se decidete di mettervi una foto brutta è perché volete fare ridere, avete scelto di far ridere, sperate di avere dei like, altrimenti voi vi mettete belli e ne soffrite tantissimo. Quando diventate più belli, che per i canoni di adesso saranno, vuoi essere magri, essere muscolosi, quello che sarà, voi allora lì vi posterete, ma non l'avete quasi scelto, è la società attorno a voi, dei social, che vi dice cibo bello, corpo bello, postate, guardate, oppure cose stranissime, violenze, in soldoni. Eros e Thanatos, le due leggi freudiane, guidano i social. Noi scrolliamo cose che eroticamente ci attraggono e scrolliamo cose che ci inquietano. Sono i due grandi motori che guidano il nostro stare sui social. E Eros e Thanatos sono talmente potenti come divinità che noi pensiamo di dominare l'amore. L'amore non lo dominiamo mai, è l'amore che domina noi. Pensiamo di dominare la morte, gli impulsi di morte sono talmente forti che sono loro a dominarci. E i social sono costruiti su Eros e Thanatos. Per questo noi siamo degli adepti, perché, ripeto, sono delle forze che sconvolgono. Quando Pitagora prende i suoi allievi nelle sette pitagoriche, gli chiede delle cose che sono anti-Eros e anti-Thanatos. Gli chiede di non parlare, di mangiare poco, di essere casti. Ma me ne vado via dalla scuola. Perché? Perché per fare matematica, che tu la devi amare, non puoi essere ubriaco, desiderare, dipendere dal cibo. Dunque entrare nella scuola pitagorica significava di fatto rinunciare alle pulsioni primarie e vitali, perché lui voleva dei sacerdoti della matematica. Capite? Invece Eros fa i TikTok, ti fa il contrario. Posso dire due parolacce? Posso dire due, solo due. Sei un coglione, vieni qua. Perché tu più fai il coglione, più farai visualizzazioni. E allora rutto, poi durano poco, scorreggio, e faccio visualizzazioni. Un tempo, rutti e scorreggi, fuori, qui non entri. Invece la TV di oggi, e l'ha sdoganata, lo sappiamo chi, ma non ne voglio parlare, quel tipo di TV, sdoganati in Italia e in tutto il mondo. E i social cosa fanno? Ti dicono: sei una persona brutta, vieni, brutto relativo, per un tempo l'avremmo detto sei una persona brutta, vieni,
E in tempo hanno detto no, non puoi perché non ci si comporta così. Invece oggi, tra virgolette, più tu sei mostruoso, in tempo greco vuol dire che ti inquieta, che sei diverso, che in realtà poi sei tutti uguali, più questo è il tuo posto. Allora capite quel ragazzo che poi era morto, quel ragazzo siciliano, quello che faceva la gara, no? Di mangiare le brioche. Quel ragazzo là, sapete, quel ragazzo che dice oggi mangio 50 Kinder al latte. La gente sotto gli diceva domani ne mangi 70, perché il cavallo nero. Perché noi non siamo delle belle persone, perché se tu vedi uno che fa le gare a bere, in America ci sono tu quelli che bevo 6 litri il campione di limonata e finiscono vomitando, hanno milioni di visualizzazioni, ma sotto la gente dovrebbe, non dovresti guardarlo o dire non farlo. La gente sotto, bevine 8, sei un grande. È morto quel ragazzo siciliano. Così poi di infarto. Allora, capite? Cioè noi siamo questa robaccia qua, siamo anche arte, letteratura, poesia, siamo la bellezza, siamo l'infitto dei leopardi, ma quella cosa brutta TikTok ti dice vieni, che c'è posto anche per te, anzi c'è più posto per te. Allora, gli stimoli che stanno arrivando dalle persone connesse sono tantissimi. Dobbiamo scusarci perché non riusciamo a dare spazio a tutti e non riusciamo a rivolgere tutte le domande che ci sono. Intanto ringraziamo ancora la scuola secondaria, la seconda C di Busto Arsizio, l'Istituto di Amicis, che ci sta mandando anche le domande. Do spazio a questa perché suppongo sia una domanda da una classe. Allora, queste persone chiedono, ma la libertà è proprio difficile, però anche la mia libertà potrebbe fare male agli altri. Quindi ci vuole anche un tempo per sedimentare il senso di responsabilità. Ce la facciamo? Cioè, lei è fiducioso, Saudino? Io ho veramente la fiducia poi della volontà, perché la mia ragione, arrivato a 51 anni, mi porta ad essere pessimista. L'ho prima annunciato con una piccola battuta, mai avrei immaginato delle leadership mondiali di questo tipo, non perché la storia dell'umanità abbia avuto delle leadership così illuminate, giuste, dove c'è politica difficilmente c'è etica, anche se ce la vogliamo provare, dove c'è economia difficilmente c'è etica. Oggi però c'è un passaggio in più che si chiama la forma. La forma vuol dire che abbiamo sdoganato tutto. Non c'è più tutto. Io posso avere in antipatia Zelensky perché io, presidente degli Stati Uniti, ho deciso di cambiare linea politica. Arrivo, non lo dileggio per come è vestito e trattandolo come un coglione. Capito? Poi magari nell'antichità facevano così, gli davano da bere qualcosa e l'avevano avvelenato. Invece oggi siamo in un mondo in cui vale tutto, dove non c'è più un limite. E vi dico, a prescindere da come la pensiate, di Trump, di Zelensky, di Putin, oggi viviamo in un mondo dove non sembra più esserci un limite, anche di buon gusto, anche di forma. E poiché in democrazia, oltre alla sostanza, conta la forma, perché la democrazia è fatta anche di regole, di rispetto, di forme, io oggi sono molto spaventato, perché alcuni parlano allegramente di togliere delle libertà, va bene, o parlano ma decide la maggioranza. Io penso che da 200 anni in questa parte, dopo la rivoluzione francese in avanti, il mondo democratico, ad esempio, si è interrogato sul fatto, da Tocqueville in avanti, che la democrazia non può essere la dittatura della maggioranza, che in democrazia se una maggioranza volesse togliere dei diritti a una minoranza non lo può fare. Infatti la nostra Costituzione lo dice in maniera netta. Ma se parlo non con un costituzionalista, ma con il popolo, c'è gente che ti dice se la maggioranza vuole quello, si fa quello. Non funziona così. La libertà, ad esempio, che decide una maggioranza, non può prevedere togliere la libertà a una minoranza. Ma oggi questo discorso, che sarebbe un discorso liberal-democratico minimo, non è detto che sia condiviso. Senti, a noi piace così, noi vogliamo così. Dunque la domanda che fa la seconda C è veramente importante. La famosa "la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri" è una bella frase, però devi metterla in pratica con delle buone pratiche, con delle norme, con delle leggi, o altrimenti proprio con
potremmo dire una pedagogia che porti ad esempio nelle nostre scuole a ragionare in quel modo. Invece magari quando ci sono delle programmate, quando accadono già delle tensioni in classe, spesso non prevale la solidarietà o la comprensione dell'altro. La maggioranza ha deciso, tocca a te, chiudo, non mi interessano i tuoi problemi. C'è una nostra società dove a un certo punto sta tornando in auge, no? La plautiana e obesiana frase homo homini lupus est. Ma l'uomo non è solo questo, l'uomo è anche collaborazione, l'uomo è anche solidarietà, solo che in questa fase storica non prevalgono quelle dimensioni. Proprio nella storica ve la sintetizzo così: il nostro è stato un paese con una radice cattolica molto forte, poi una radice chiamatela socialista, sindacale, operaia molto forte, due famiglie importanti e con un liberalismo, quello di Einaudi, delle protezioni, molto solidale. Oggi queste famiglie, per tanti motivi, sono in crisi e prevalgono l'ideologia dell'uomo, donna, singola, che cinicamente sta al mondo. Un mondo fondato sul cinismo, e ci sono due, non li nomino perché siamo in rete, i ragazzi li conoscono, ci sono due personaggi televisivi, radiofonici, di podcast molto famosi, molto popolari, che fanno l'elogio del io, i miei soldi, la mia vita, faccio quello che voglio e guarda che successo ho e voi siete degli sfigati. Perfetto, se hanno successo bene, vuol dire che lo meritano perché voi glielo date, non voi qua. Ecco, per me è molto triste che delle persone che propongono un modello di cinismo, di la mia libertà e poi della vostra non mi interessa, ecco ragazzi, c'è un po' da preoccuparsi. Poi faccio l'insegnante, faccio il divulgatore la sera prima di fare un video o il mattino per andare in classe e mi dico sempre proviamoci, è chiaro, però è molta forza di volontà, perché la ragione comincia anche a farmi dire che la situazione è abbastanza pesante. Sì. Allora chiedo ai ragazzi, agli insegnanti in sala se hanno delle domande direttamente da fare, c'è un microfono che sta girando, se ne avete basta alzare la mano e vi diamo la parola. Nel frattempo ti rilancio alcuni dei moltissimi spunti che stanno arrivando, per esempio in parte hai risposto a Maria Teresa che chiedeva ma l'educazione cristiana può essere una risposta, lo è stata, ha perso terreno? Ha perso terreno perché il cristianesimo io in questo sono molto vicino, come divulgatore chiaramente, a Galimberti, condivido la sua interpretazione, che poi di fatto è l'interpretazione heideggeriana e nietzschiana, cioè la modernità, il cristianesimo lo ha spazzato via. Quello che rimane, a parte i singoli individui con la loro fede, non è più un cristianesimo perché è una religione che deve stare dentro il capitalismo, dentro il mercato, dentro l'individualismo, dentro la competizione. C'è quel famoso film in cui Woody Allen, perché lui è ateo, eccetera, eccetera, entra al supermercato e compra tantissimi oggetti di fede al supermercato e poi esce e deve capire quale scegliere. Cioè, siamo in un mondo, almeno quello occidentale, quello in cui noi viviamo, dove la religione è in parte morta. E mi permetto di dire, mia opinione, Matteo Saudino, scontato, se il ritorno, ce lo direbbe, ma ce lo direbbero gli uomini di chiesa, se il ritorno del cristianesimo è un uomo della Casa Bianca che prima che prenda la parola Trump ci dice ringraziamo Dio di averci dato Trump, quello è il cristianesimo che non è morto solo una volta, è morto 2, è morto 3, perché quella roba lì non lo è. Lo stesso può dirsi per fondamentalisti jihadisti che invocano Allah sulla morte o su delle stragi pensando di ringraziare Allah per aver prodotto quelle religioni lì. Sono francamente un simulacro di religiosità. Dunque il cristianesimo non so se sarà
il futuro. Purtroppo io qui ho una grande lettura, quando lavoro all'età, di fantascienza punk, distopica, tutto. Ho l'impressione che vivremo in un mondo dove, ormai è il presente, no? Ci sarà delle grandi tecnocrati che governeranno, nel senso che chi possederà l'intelligenza artificiale dominerà il mondo, e l'intelligenza artificiale, quella che possediamo noi sul cellulare, non vuol dire possederla, possediamo una cosa che chi veramente la possiede ci dà. Andremo verso delle grandi tecnocrazie, ci saranno forse quelle delle religiosità scientiste tecnocratiche, e poi delle religioni un po' che devono tenere insieme, no? Li disperati, però non c'è in questo momento, no, all'orizzonte, secondo me, un ritorno dei valori della solidarietà, se intendiamo come cristianesimo questo, perché anche qui Gesù è letto in tutti i modi, però tendenzialmente il messaggio di Gesù è un messaggio di carità, solidarietà, di apertura, di perdono, di comunità. Ecco, diciamo che non sono i valori cristiani oggi i valori predominanti nella nostra società, che è molto cinica e individualista. Ce l'abbiamo una domanda da una persona qui presente, quindi gli passiamo il microfono e lo ringraziamo. Buongiorno professore. Buongiorno. Vorrei chiederle, secondo lei nel capitalismo possiamo parlare di gioco d'azzardo endemico? Gli investimenti, il fatto di fai l'imprenditore, investi soldi, butta il tuo capitale, ci vuole il mindset giusto, ti svegli alle 6 del mattino, fai la doccia. Gente che dice cose del genere. Non dice poi investi con cautela. Lei cosa ne pensa? Io tendenzialmente la penso come te, vedo, torno a dire chiaramente la mia opinione, quando viaggio sui social, proprio perché sono molto curioso, anch'io ormai ho delle forme di dipendenza, però penso di avere qualche difesa in più, perché il mondo analogico da cui arrivo, banalmente leggere fumetti, vedere film o leggere romanzi, è talmente una cosa che mi piace che la debbo fare, ed dunque a un certo punto, per la bellezza di quelle cose, chiuderò il social, ok? Però anch'io ormai, oltre che per lavoro, ci passo del tempo, vedo questa religione. Il capitalismo si è trasformato in una religione, ci sono molti ormai santoni di questo capitalismo individualista. Banalmente non è il capitalismo mai stato maggioritario, non è il capitalismo di alcune famiglie, Olivetti, non so chi avete in Veneto, che pensano investimenti di lungo periodo, penso al territorio, penso alla formazione delle persone, penso al capitale umano. È rara ormai quella cosa. C'è un capitalismo un po' usa e getta, e poi c'è quello individuale, cioè trasformati nel capitalista di te stesso. Anche qua sui social le pagine, no, fatturare, sì, imprenditori crescono, con tanti ragazzi che le seguono queste pagine. Di questi ragazzi, se 1 su 1 milione riuscirà a farsi i soldi, è già tanto. Poi arrivano le trasmissioni televisive, dalle Iene ad altri, che ci fanno vedere che tutte queste persone in realtà questi soldi non ce l'hanno, sono a Dubai ma i soldi erano quelli del nonno, veramente della pensione del nonno. Cioè, è pieno di truffatori, perché il social è uno strumento facile per truffare in maniera diretta, nel senso che arriva direttamente la truffa sul tuo telefonino. Però, togliendo i truffatori, c'è anche questa ideologia, no, del dedico tutta la mia vita e setto la mia mente sul fare denaro. Questa è la diversità. E la diversità, e sono ideologie, Giulio Cesare settava la sua mente sul conquistare le Gallie, va bene, ok, Gengis Khan sull'ampliare l'impero dei Mongoli, cioè ognuno, un altro la setterà sul disegnare, però oggi c'è questa idea, fatturare, fare i soldi, e poi qui dico una banalità, ti chiedo scusa, però questa banalità è vera, la sto per dire, che i soldi non fanno la felicità, e questa che è la banalità della banalità è vera, cioè le persone molto molto ricche sono spesso in cerca, attraverso delle cure,
della felicità, perché i soldi portano a volte questo stress, questa solitudine, portano anche un povertà d'animo. Dicendo questo, nessuno ha detto che la povertà faccia la felicità, questa è un'altra sciocchezza, non voglio dire, perché purtroppo abbiamo avuto anche molte nobili magari filosofie o religioni che hanno detto che attorno alla povertà c'è la condivisione, c'è l'apprezzamento dell'umanità, perché quando non hai il denaro e il lusso vai a valorizzare questi aspetti della vita, però quando tu poi devi andare a lavorare, la tua macchina si rompe, non hai neanche i soldi per ripararla, quando non arrivi a fine mese con la bolletta, quando tuo figlio non può proseguire gli studi perché i soldi non ci sono, le borse di studio sono finite, cioè la povertà è gravosa, chiaro? Però un mondo che costruisce se stesso, appunto, io feci un video da molti apprezzati, da altri criticato, perché Marchionne divenne un mito, un po' come fosse il nostro Steve Jobs. Io presi uno dei discorsi famosi di Marchionne nel quale lui diceva: io dormo 4 ore per notte. Va bene, proporre dormo 4 ore di notte perché devo lavorare, perché ho progetti di investimenti, eccetera, eccetera, attenzione che può essere un mito tossico, ma molto tossico, esaltare il dormire 4 ore di notte. Tra l'altro anche lui non dice proprio in quel video per stare con i miei figli, perché voglio andare a visitare questo, per lavorare. Però se lui l'ha scelto va bene, se lo ha scelta libero arbitrio, però a un certo punto divenne, vedete come fa lui per arrivare, no, non è che se dormite 4 ore per notte diventate amministratori delegati della Fiat e avete un buon uscita di 100 milioni di euro, non funziona proprio così. Cioè, poi è chiaro che se una cosa la volete, ci tengo, se rubo ancora 2 minuti, la dovete fare. Io sono uno dei primi, Gazzoli lo conoscete, lui adesso ha avuto un successo clamoroso, The Basement, lo seguite? No, non conoscete Luca Gazzoli, il giocatore, quello che è su Radio DJ, che ha quel podcast in cui invita le sue persone in studio a Milano, tutti vanno da Valentino Rossi, vabbè, non lo conoscete, è popolarissimo. The Basement, è andato ieri Giacomo Poretti, un'intervista a settimana, milioni di follower, lui inizia a fare questo lavoro che non era ancora così conosciuto, e mi chiama, ci sono io, una delle prime puntate, vuoi venire? E vengo, e infatti ho poche visualizzazioni perché era all'inizio. E lui mi racconta che aveva il sogno di fare, una volta finito il basket per un infortunio, vuole fare il DJ. E lui mi racconta questa cosa e mi dice: guarda Matteo, io la prima radio che mi dà un'opportunità di lavorare mi fa fare una trasmissione alle 6 del mattino. Ma io non lavoravo a Milano, io non vivevo a Milano, ero fuori. Non so se vicino a Bergamo, dove. Fatto sta che io per essere in 6 in studio mi devo svegliare alle 4, prendere il mezzo pubblico un quarto alle 5 e arrivare. Io volevo farlo, l'ho fatto. Che è diverso da dire settati sul fatto che devi dormire poco. Se tu hai poi un sogno, un progetto, per cui io lavoro tantissimo la notte perché mi piace scrivere. E per poter scrivere devo avere i figli che dormono, chiaramente. Allora io dormo poco, però non andrò mai in giro a dire che il mio è il modello vincente, perché io lavoro troppo probabilmente, perché dormo veramente poco, proprio per gestire il canale, il manuale, scrivere, andare a scuola, però non proporlo come modello per poter fatturare. Tu se vuoi fatturare devi fare così. Pensa a una cosa che ti piace, falla, e alla fine fatturerai. Quei cialtroni che trovate sui social, chiedo scusa, non voglio offendere, vi dicono se vuoi fatturare fai così. Invece vi dico il contrario, fate le cose che vi piacciono tanto ed è molto probabile che alla fine qualcosina troverete anche come soddisfazione economica. Ma se partite con l'obiettivo 100k, 1000k, io vivo per quello, dai ragazzi, i trapper scrivono a tavolino delle cose, hanno degli studi sociologici, cosa piace alle ragazzine di 16, 17, 18 anni, cosa piace a un maschio di 18, fanno un elenco, ok, la nostra canzone deve contenere queste cose qui. Dai ragazzi, non siete così ingenui da capire che è tutto costruito a tavolino. E la libertà significa decostruire questo mondo. Poi, chiunque vi piaccia
andate, seguitelo ovviamente, perché non c'è nessun guru, non vai di qua, chi si prende come guru allontanatevi, però state attenti che c'è una costruzione endemica, come dici tu, dell'uomo che si fa da sé. C'è una famosa, i più anzianotti come me, famosa canzone di Giorgio Gaber che poi proseguiva, mi sono fatto da me, mi sono fatto tutto di M. E questo è così. Grazie. Ancora una domanda dal pubblico. Professore, buongiorno. Buongiorno. Io sono d'accordo con lei su tutto e anche potremmo fare una gara al pessimismo, ma non vorrei spaventare nessuno. No. E volevo chiedere più che altro sulla via d'uscita, che è quella che interessa, credo. Mi è venuto in mente anche la parte orientale, diciamo, del pensiero orientale, su queste virtù, perché noi abbiamo, credo si sia parlato più sulla parte nostra, diciamo occidentale, greca, ma anche credo che abbia un'importanza e un aiuto anche perché secondo me il cristianesimo, nel senso come cattolicesimo, ci è stato spiegato molto male nei secoli, perché credo, e anche la spiritualità comunque non intesa come sgranare rosari, che non... Certo. Però intendere anche la meditazione, così, Bello. le vie orientali, ma ecco questo. Guarda, il mio discorso è stato tutto greco-occidentale perché io, e ammetto il mio limite, ne sono un figlio. Io morirò figlio della cultura greca, cristiana, tedesca e dunque occidentale. Non riesco quel viaggio ad ora, poi tutto può cambiare, no? Anch'io fulminato sulla via di Damasco, è un treno che non sono mai riuscito a prendere, c'è il grande tema delle religioni orientali, delle meditazioni, del ricercare questo profondo equilibrio tra noi stesso e la natura, che sono le bellezze ovviamente del mondo orientale, che poi ovviamente viene da noi mitizzato, cioè faccio una settimana di stress in ufficio, nel traffico, vado appunto in un agriturismo a Prato il sabato e la domenica a guardare l'umidità e la rugiada, e il lunedì ho trovato l'equilibrio in me stesso e sono pronto. Perché noi produciamo queste banalizzazioni, è chiaro? E lì troverete qualcuno che vi vende il pacchetto meditazione orientale in 24 ore, ritroverai te stesso, vieni a fare una full immersion nella natura per trovare, ecco, siamo in un mondo endemicamente capitalista, io lì dove la gente vuole realizzare profitto e è disposto a venderti anche la salvezza dell'anima, la Chiesa che lo faceva, no? Comprati e qualcuno oggi ti vuole vendere qualcos'altro, tutto in vendita, questo è il paradigma, siamo sempre dentro quella cosa lì. Detto questo, cosa si può fare? L'exit secondo me, chiaramente è molto più difficile la soluzione del problema, lo sappiamo, oggi però molti non riconoscono neanche i problemi. Io penso che la soluzione risieda nelle piccole scelte che facciamo, anche questa è una risposta molto banale, però di cui noi siamo responsabili. Io faccio sempre questo esempio, avete visto probabilmente, almeno questo sì, non Cross the Basement, ma avete visto almeno la prima grande saga cinematic della Marvel, ok, dentro questo primo grande capitolo che finisce con Endgame abbiamo un personaggio importante che è Tony Stark, no? Tony Stark, no, figlio delle Stark Industries, suo padre è un grande produttore di armi, il primo Iron Man cosa accade? Accade che lui va a combattere, no? va in Afghanistan e si accorge che sono gli americani, uno dice nero e bianco, non è così. Lui arriva là e vede che i fondamentalisti islamici che stanno bombardando, uccidendo, hanno le armi dell'industria di suo padre. Perché il mercato delle armi non conosce poi etica, chi le compra io gliele vendo. Lui torna a casa e cosa fa? Decide, cosa che non fa praticamente nessun capitalista, ma nel mondo della Marvel lo fa, converte la sua industria bellica in industria ambientale e per i diritti. Oggi, probabilmente in epoca trampiana, la Marvel non scriverebbe questa storia, oppure sì, vediamo la dialettica. Cosa vuol dire? Che lui investe
non nella sua industria, anziché in armi, in energia rinnovabile e poi in macchine che possono aiutare la cura delle malattie. Lui aveva un potere grande e libertà di scelta, detto che il 99% non avrebbe avuto libertà di scelta perché avrebbe seguito il padre, il successo economico, lui la responsabilità cambia la linea della sua azienda. Ecco, tutti voi avete una possibilità alla Tony Stark, non con la grande industria, ma domani mattina voi entrate in classe, potete far vivere la vostra classe in un modo diverso, cioè in maniera più solidale, in maniera più partecipativa. Se voi entrate in classe e cominciate a chiedere delle cose ai vostri insegnanti, alcuni vi diranno no, c'è il programma, ma magari su 10 insegnanti uno comincia a dire guarda, i miei allievi sono interessati a questo e vi ascolta. Ed è una piccola cosa che è cambiata. Punto. E tutti voi fate parte di una squadra di calcio, di pallavolo, di basket. Come vivete lo spogliatoio? Prendetevi il pezzo di responsabilità vostra. Questa roba qua, io nel piccolo, se io pubblico un libro, non posso andare dall'editore e dire non distribuirmelo su Amazon. Nessun editore ad oggi ti pubblicherà un libro se tu metti questo vincolo, anche l'autore più etico o quello che vende, perché? Perché è troppo dominante. Però delle altre cose le potrai concordare. Allora voglio che la pubblicità che facciamo ogni volta ci sia scritto andate nelle librerie. Io l'ho chiesta, facciamo il battage in pre-order online, ma mi raccomando andate in libreria. Cambi il mondo? No, ovviamente. Però quello posso fare e comincio a farlo. Rimango su YouTube perché? Perché è meno compulsivo. La gente deve usare un motore di ricerca. È vero che TikTok e Instagram hanno i motori di ricerca. Ditemi voi quante volte inserite dentro TikTok o Instagram nel cerchietto la ricerca. Poche volte. Sì, Luca, guardo come è ingrassato, ha perso i capelli, sono più bello io. Ogni tanto cercate qualcuno, tendenzialmente, perché non siamo delle belle persone, per vedere se sono invecchiate. Ah, io sono stempiato, ma lui ne ha persi più i miei capelli. Io ero 80 kg, ora sono 100, ah, ma anche lui. Facciamo queste cose di basso livello. Su YouTube, no, YouTube rimane la piattaforma con i contenuti. C'erano qua altri filosofi, altri creator, andate su YouTube, mettete loro e trovate i loro contenuti e tendenzialmente sono almeno 5 minuti. Poi io vado dai 5 sino alle lezioni di 55 minuti o un'ora e 10, perché voglio che le persone vengano e stiano del tempo. Ho visto adesso che c'è una ragazza, io sono un po' un vecchio, mi chiamano The Goat, no? Il caprone, perché sono il primo che è andato in rete con questi contenuti, era il 2015, non c'era nessuno. Oggi ho visto che c'è una ragazza, non faccio il nome, brava, fa la filosofia in 1 minuto. Io non credo in quella cosa lì e mai andrò sotto a scrivere cosa fai. Qui un'altra perversione. Un cantante fa una canzone che non mi piace, che schifo questa canzone, ma non ti piace? Invece di CPA, questa ragazza qua, brava, fa in 1 minuto. E un mio amico che fa, ma Matteo, hai visto su TikTok, perché tu non vai? Guarda che alla fine, se tu non fai conti su TikTok, i nuovi ragazzi, è vero, andranno a ascoltare quelli che sono su TikTok e non seguiranno più te su YouTube. Gli dico, c'è anche una stagione per tutto. Io se una volta alla settimana una frase su TikTok la metto, però a un certo punto io uso TikTok o gli altri per dire, filosofia, venite qua, è più lunga, ma lì ti posso dare degli strumenti per comprendere un filosofo o il mondo, altrimenti sei dentro quel ritmo compulsivo che secondo me in parte va combattuto. Va bene? Grazie veramente. Ne abbiamo ancora una? Io ci sono. Tu ci sei. Ne abbiamo ancora l'ultima dal pubblico, poi una per concludere coerentemente con il nostro festival. Prego, la parola a... Buongiorno, allora io volevo tornare al tema della responsabilità. Di solito la responsabilità è un qualcosa che si sente nei confronti di qualcuno, quindi magari però le persone che non sono amate, si trovano sole, non sentono dentro questa sorta di responsabilità e allora sono inclini magari a compiere azioni che
forse nemmeno vorrebbero, però il fatto di non essere ascoltate, il fatto di proprio essere ignorate un po' dalla società, dice vabbè, a nessuno importa di me, allora preferisco vendere vendere la cocaina, guadagnare 2000 euro anche se so che sto facendo del male. E quindi questo sentimento di solitudine, però poi volevo chiedere se effettivamente l'eccessiva responsabilità che si sente nei confronti di qualcuno poi è come se ti facesse vivere in una sorta di bolla, perché è come se tu, ok, non fossi più libero di fare ciò che vuoi, però magari, ok, se lo faccio deludo qualcuno, magari non prova più gli stessi sentimenti per me, quindi c'è questa sorta di responsabilità anche in senso inverso. Bello. Io parto sempre anche da questa riflessione, un po' da insegnante, ti chiedo scusa, ho questa deformazione. Io ultimamente, tu sei una studentessa? Sei più grande però? Ok. Io ogni tanto do i voti ai miei studenti sulle domande, perché sono delle domande che alcuni ti fanno, che ti fanno capire che sei dentro un discorso, sei dentro una comprensione avanzata. Non dimentichiamoci mai che sono le domande a fare il percorso conoscitivo e di crescita, perché la domanda è ciò che ti porta a iniziare il viaggio. Anche questo può sembrare retorica, ma noi non siamo in un'epoca di grandi domande. Quante volte l'insegnante inizia chiedendo agli studenti se ha delle domande, poi magari gli studenti non le hanno, l'unica domanda è: professore, non ho capito questo in vista del compito in classe, ma tendenzialmente a scuola si fanno poche domande, altro problema. Questa è una domanda grossa, no? che contiene un profondo anche senso filosofico. Prima questione, siamo nell'età della solitudine e anche voluta. Mi spiace, c'è una solitudine probabilmente caratteriale, ci sono delle persone che faticano di più a costruirsi chiaramente delle relazioni umane, perché c'è l'estroverso e c'è l'introverso, Jung, Adler, le loro riflessioni a inizio del Novecento. Ma poi c'è una solitudine indotta, ed è la solitudine che anche qua un establishment individualista capitalista ci ha prodotto, cioè singole persone che fanno il loro destino e che devono consumare. Attenzione, l'essere singoli è anche piacevole perché ha una libertà, perché essere dentro delle comunità molto forti, sei dentro il nazionalismo, sei dentro un partito comunista, sei dentro un'associazione islamica, sei dentro una comunità religiosa cristiana, questi gruppi di collettività ti riducono la tua libertà, perché c'è sempre qualcosa di più grande, c'è la nazione per cui puoi anche sacrificarti, c'è il sol dell'avvenire, c'è l'etica cristiana. Dunque quel mondo non di solitudini, che il mondo ad esempio che mi raccontava mio nonno, faceva il ferroviere, il sindacato, andava nella Piola a giocare a carte, poi c'era il partito, era un mondo che io dico, oh guarda che bello, poi chissà è bello, c'è un mondo dove c'hanno tante comunque regole. Quel mondo che è finito ha messo invece con individui soli al centro commerciale, solo quando apri l'app, la mia media è 6.7, lui cos'ha? 7.8, io 5.3, valgo veramente niente. Questo è il mondo della solitudine, capito? Movimenti studenteschi, ma chiesa la domenica, appunto, c'è l'evento al centro commerciale, ma basta vedere i film sugli zombie negli anni 70, Zombie 2 di George Romero lo ambienta dentro un centro commerciale. Aveva anticipato il fatto della solitudine degli esseri umani, dice gli zombie con i carrelli, voleva dire guarda noi esseri umani. Dunque la solitudine è un grande problema. Quando sei solo, tutta la responsabilità è solo su di te e molte persone ne sono schiacciate. Cosa vuol dire? Ma se io ho 5.3, ma se io sono disoccupato, e però i miei si sono separati, e però in squadra sono sempre in panchina, io non valgo veramente niente. Quando arrivi a quei livelli di solitudine, spero di aver toccato delle cose sensibili, è chiaro, e non ce la fai a vivere, perché non riesci a assumerti più la responsabilità di nulla, perché anzi tutti i fallimenti tu li riconduci, tu sei solo perché magari nessuno mi vuole, e sono tante le cose in un mondo così che ti fanno sentire solo, perché non sei conforme, nonostante tu ti sia conformata, hai comprato le scarpe da ginnastica bianche, tutte le cose non capisco perché,
Nessuno vi ha obbligato, ma la maggior parte delle persone compra le scarpe elastiche bianche, la maggior parte delle ragazze sono pettinate allo stesso modo, la maggior parte delle persone... Noi ci facciamo di tutto per conformarci. Cazzo, ma non mi hanno ancora accolto. È quel livello lì di solitudine è tale perché tu sei schiacciata, è chiaro? E lì quel margine di libertà è quasi, sono temi difficili, è quasi la libertà di farti del male. Non vedi null'altra libertà che io mi faccio del male. Tutte le forme di autolesionismo sono figlie di una solitudine che è diventata un abisso tale per cui tu non ti tiri più fuori. Dall'altro lato, bravissimi, proprio due paradigmi estremi, la persona che vuole curare il mondo, ok? Quelli che, no, devo, la classe, no, la reggo io, no, ci sono dei problemi, lo faccio io, e a famiglia lo faccio io, il mio fidanzato ha dei problemi a casa, lo aiuto io o la mia fidanzata. Queste persone rischiano in questo caso di essere schiacciate da che cosa? Da un senso di responsabilità che dovrebbe essere onnipotente, ma che in realtà, come tutti gli assolutismi, non sono chiaramente realizzabili, e allora scatta il senso di impotenza. Volevo salvare il matrimonio di papà e mamma, non ce l'ho fatta, volevo salvare la mia amica, è stata bocciata, volevo che il mio fidanzato uscisse da questa crisi di depressione e non ce l'ho fatta. Quel tipo di responsabilità lì, dunque della cura totale, è altrettanto una gabbia. Ecco perché alla fine la questione centrale è trovare un equilibrio. È chiaro, ma l'equilibrio, fosse facile stare in equilibrio, appunto la storia dell'umanità sarebbe diversa. Grazie. Grazie. Grazie per la domanda. Grazie veramente. Grazie. Questa era veramente l'ultima, anche se ci piacerebbe continuare perché Matteo Saudino ha un treno tra pochi minuti e quindi dobbiamo veramente liberarlo, però lo ringraziamo davvero di cuore per questo contributo importante. Poi l'ultimo gancio sulla solitudine, la solidarietà, la connessione, che è anche il tema della nostra edizione, ci serve per ricordare a tutte le persone che ci seguono che oggi pomeriggio ci sarà proprio un incontro sul tema del fare squadra che coinvolgerà le associazioni di automutuo aiuto. Quindi vi aspettiamo alle 17:30 e poi questa sera alle 20:30 parleremo con Gianrico Carofiglio di parole in rete. Quindi questo è per ricordare a tutti voi e alle persone che ci seguono da remoto che il Festival Cambio Gioco continua. Vi invitiamo a rimanere connessi con noi anche consultando il sito www.cambiogiocoul6.it e quindi ancora grazie da parte di Ul6 Ugane e di tutto il nostro pubblico a Matteo Saudino. E buona continuazione di giornata a tutti voi di nuovo.